Gentili amiche, cari amici, buongiorno da Andrea e da Domenica. Che barba, il 20 di marzo gli scenari di guerra non cessano di essere sostituiti da qualcosa di meglio, quindi dobbiamo bagnare oggi e cominciare con il nostro proraso verde come la speranza, come sempre il tavolo verde. Andiamo a bagnare. E andiamo a predisporci una rasatura in una giornata dove il vento ha allentato la sua corsa oggi sulla costa del Tirreno, qui nella provincia di Livorno, e dove questo risico russo, che fa parte della rubrica, anzi del volume che viene venduto in edicola 2,50 col domani, anche in digitale e app per il domani, a cura di Dario Fabbri, dà un po' la misura dell'orrore che si sta continuando a verificare nell'Europa orientale, in questa guerra che assume, attraverso le analisi degli studiosi, dei contorni sempre più inquietanti, con chiaramente sullo sfondo un risico geopolitico in cui Cina si salda con la Russia e l'America la tiene lontana, avrete sentito. Mentre il profumo si spande nel bagno abbiamo l'Olly Radio Soft, oggi è la radio che sponsorizziamo amichevolmente, gratuitamente, una radio che è un format, un concept. Noi stiamo sentendo l'Olly Radio Soft, che è divisa, è una delle parti in cui è diviso questo progetto editoriale in Dance Italia It's Oldies and Happy, e quindi ci accompagnerà senza cronaca verso un qualcosa di un po' più rilassante. Ecco, dicevamo la telefonata tra Xi e Biden, nonno Joe, che sembrava un innocuo nonnetto in occhiali scuri pronto per andare a pescare a Kennebunkport nel Maine nella tenuta presidenziale, si è dimostrato un duro, uno che ha continuato nonostante tutta la politica di Donald Trump, unico presidente americano che non ha fatto guerra da nessuna parte, ricordiamolo, forse per una questione di destino, ma insomma, la preparazione della rasatura oggi dovrà essere fatta necessariamente rapida, e mi devo anche scusare perché adesso dovrò deconcentrare l'obiettivo che è appiccicato sopra lo specchio del bagno, che oltretutto fa anche da antina all'armadietto in cui tengo la crema da barba che oggi ho deciso di usare, quindi rapidamente scusatemi, l'acchiappo così potete riprendere, e sarà la Proraso blu, eccola qua, aloe e vitamina E, il tricolore, l'orgoglio del tricolore italiano, una crema fiorentina di grande blasone che andremo oggi a stendere con il nostro, attualmente a bagno nella ciotola Fabergé 1826 Semogue 820, pennello in maiale, Black Edition, questa vedete, questa fascia nera lo caratterizza, ma pennello portoghese conosciutissimo dai rasatori. Mentre la rasatura perde secondo me un po' di appeal nel tempo, noi andiamo avanti e cominciamo anche a presentarvi qual è il ferro con cui oggi mi raderò, ferro conosciutissimo, e stiamo parlando dell'Edwin Jagger, rasoio italiano fatto nel Varesotto, presa del fondo del manico agevole, 3 denti su cui uno fa da perno chiaramente filettato piuttosto prominente, un classico 2 pezzi che andremo ad armare, se lo volete guardare da vicino, con l'ultima, e qua fa parte delle, avete presente quando trovate nel vostro cestino delle lamette, io le tengo in un cestino così molto shabby chic insieme ai rasoi accumulati senza troppa vetrina, e quelle lamette che volete finire di usare perché non vi sono piaciute, lame egizie, lo squaletto egiziano. Andiamo a vedere l'ultima lama, ecco, questa è una parte, sicuramente una lametta che non acquisterò più perché non mi ha mai dato grandi soddisfazioni, la scartiamo e cominciamo quasi quasi ad armare, mentre lasciamo che il pre-rasatura, la crema pre-barba faccia il suo effetto. Questa è la lama Shark Super Stainless con lo squaletto, che va adesso a essere collocata con la sua classica sede all'interno del portalama, il coprilama, e a serrare col manico dorico di notevole incisione, di molto evidente questa parte antiscivolo. Andiamo a serrare il nostro. Guardiamo l'esposizione, la conoscerete a menadito perché l'avete visto 1 miliardo di volte, ma magari alle volte è bello dedicare del tempo anche ai dettagli. Eccolo qua, il monolito che si presenta. Pronti? Mentre allora andiamo a montare
in viso andiamo a strizzare, se lo vedete, scolare fuori dal lavandino, perché è un lavandino strettissimo il nostro Semogue, e andiamo a decidere quanta crema collocare nel ciuffo direttamente per una rasatura online. Questo vedete, la cagatiella, che io considererei essere la parte necessaria per una rasatura in 3 parti, che andiamo adesso a spargere sul viso, che dobbiamo abbondantemente bagnare per trasferire acqua al nostro pennello di maiale. Perché senza l'acqua il sapone non si monta. Vi lascio, l'Oli Radio sta trasmettendo una musica che potrebbe essere tranquillamente un David Bowie, mentre vediamo direttamente, così scioccante, direttamente in viso, dando una pennellata tipo stucco sulle mura della tavernetta che avete deciso oggi che festa di decorare, di intonacare, mentre in realtà si tratta di una crema da barba che ha una rapida reazione in viso. Storia di Firenze, Proraso, ormai è diventato un prodotto internazionale, ve lo faccio rivedere se volete mentre mi spargo abbondantemente sul viso per preparare il primo passaggio alla nostra crema. Il profumo di aloe ammorbidente e le sue caratteristiche tecniche sicuramente ci metteranno al sicuro da aggressioni non come quelle dell'Ucraina. Qua chiedo agli esperti militari, potrebbe essere chiaramente anche un soldato ucraino considerato il giallo sul calcio del Kalashnikov e sul braccio, ma in realtà mancando colore blu io non lo so, potrebbe essere anche un russo, ma in ogni caso il fattore del prodotto non cambia, anche cambiando l'ordine dei fattori si tratta di un'invasione ingiustificata per molti, per altri anche più che giustificata. Ieri è uscita la polemica, tornando anche a un piccolo dettaglio, è un proverbio che Xi ha tirato fuori durante le 2 ore di videoconferenza con Joe Biden l'altro ieri. Federico Rampini da New York, il corrispondente del Corriere della Sera, ricordava questo proverbio che Xi ha tirato fuori, tipico della loro cultura, che chi ha messo il pendaglio al collo della tigre deve essere anche quello che lo deve togliere, come dire, cari amici della NATO, il casino l'avete fatto voi, adesso ci pensate voi. Mentre questa crema va a fare una copertura molto poco vaporosa, molto meno vaporosa, molto più stuccosa, per mio gradimento, dire la verità, rispetto a tante creme che inglobano troppa aria, ma lì si tratta poi di meccaniche celesti, come diceva l'amico Franco Battiato. Possiamo aggiungere un pochino d'acqua, adesso non ve la faccio vedere, l'ho messa direttamente nella farvagine del ciuffo, per dargli un pochino più di scorrevolezza al nostro rasoio, il nostro Fatip Gentile nella versione light, diciamo, e sono abbondantemente trascorsi già i ragionevoli 2 minuti che permettono di essere pronti a rimuovere il primo strato di barba di oggi, domenica 20 febbraio, barba fatta l'ultima volta a Torino venerdì con un rasoiaccio. L'altro giorno un rasatore diceva che ha una barba talmente dura che le lame di multilama si piegano sotto la durezza del pelo. A me sembra una fregnaccia, comunque insomma prendiamola per buona, visto che è un vate della rasatura. Procediamo. Sulla lavagna, a parte l'Oli Radio, qualche appunto, il DAP, in direzione dell'amministrazione penitenziaria, è cambiato il vertice, è stato nominato il direttore generale Cesare Renoldi, sono tutti magistrati che arrivano dal mondo dei PM, dei giudici, di magistrature di alto livello, e quindi è diventato direttore generale dell'Istituto di Prevenzione e Pena. Ieri Marco Taradash, nella rassegna stampa e regime Radio Radicale del sabato, ne ha fatto abbondante lettura. Esiste una traccia che, se vi interessa, dopo che ho finito di spargermi, vi presenterò, perché se volete la potete, mi è partito un fiocco di schiuma che è finito non so dove, ma insomma, a parte questo, si tratta di un crocevia di soldi e parole, come intitola l'interessante articolo di Giulia Merlo sul Domani di ieri, che anche questo è tratto dal Domani di ieri. Bene, io direi che senza indugiare troppo, perché la barba deve anche avere i suoi tempi ragionevoli, quindi non solo le barbe
da esibizione come quelle che ci facciamo noi rasatori su YouTube, ma anche quelle che devono invogliare i nuovi neofiti a radersi, devono capire che non ci va due ore a preparare la rasatura. È certamente però un divertimento, voi sapete e capirete, e chi si rade lo sa, la meraviglia di un pennello che prepara il viso al taglio della barba è qualcosa che ha pochi pari. Quindi qua se volete potete recuperarlo ovunque no, ma dovete essere abbonati a Domani Online, comunque il Dipartimento Chiavi che gestisce le carceri, perché gestisce non soltanto i 60.000 detenuti italiani delle carceri, ma anche tutto il personale. Qua ci sono alcuni numeri che non vi sto a dire, e poi dietro questa vicenda c'è stata una polemica del precedente, cioè che ha infocolato il precedente ministro Bonafede, che aveva individuato il giudice antimafia Di Matteo e poi alla fine gli ha tolto la carica, gliel'ha sfilata, non si sa perché ci ha ripensato lui o perché Di Matteo è andato a fare qualcosa di meglio. In ogni caso Cartabia, con una grandissima polemica, ha nominato questo Cesare Renoldi e più sconosciuti, che speriamo faccia bene in un ambiente fortemente critico come sono le carceri italiane e la loro vita interna, insomma, dentro le mura dei penitenziari. E partiamo intanto serenamente. Attacco delle Shark sulla guancia destra e a seguire collo, gola. Sembra una cronaca di Bruno Pizzul. Dopo che ho rasato nel primo passaggio la metà del viso, guancia più 3/4 della gola, vado a sciacquare e tenere il lato pulito comunque libero da schiuma per utilizzare e radere la guancia sinistra. I miei ripetuti passaggi sono i soliti errori di rasatura, ma voi mi perdonerete, anch'io la mia personalità in quello che faccio, non faccio tutto quello che dicono gli altri, anzi non lo faccio quasi mai. La zona baffi è sempre piuttosto critica, soprattutto negli angoli, e il Fatto Gentile ha sempre il problema che lascia un sacco di striature, forse perché il pettine che cerco di ripulire è piuttosto, non è che sia aperto, perché da parte del Gentile il pettine è molto chiuso, ma non riesce al passaggio, come vedete, ad eliminare completamente, e avete la sensazione di non esservi fatti la barba a dovere e di dover fare passaggi plurimi, inutili e a volte anche dannosi per le pelli più delicate. La mia non lo è, e poi dopo già 4 anni di rasatura tradizionale il pelo, il viso e la pelle ci sono fatti, tra virgolette, e sono pronti ad essere trattati con questi rasoi di sicurezza. E andiamo a bagnare e ci prepariamo al secondo passaggio. Ho cercato in passato di limitarmi nelle letture, negli spunti di cronaca, ma effettivamente oggi vi chiederò un po' di pazienza. Il viso l'ho bagnato un po' troppo, mi schizza crema dappertutto. Come vedete, la trasparenza è superiore su un viso il cui primo passaggio ha già tolto quasi tutta la parte di barba, quindi parliamo di secondo passaggio, quindi pre-rifinizione, ma ho bagnato forse troppo la setola del nostro Semovo maiale 820, ma comunque sento che il profumo della crema e la sua capacità sono assolutamente adeguati a quella che è la mia rasatura di oggi, che cerca di essere una rasatura di pace. Sono disastrose le notizie, qualcuno sentendo parlare che fra una settimanella o forse meno qualcosa si risolverà, è considerato che le richieste di Kiev come dicono gli ucraini, non Kiev come dicono i russi, sono irricevibili. Io credo che la situazione, guardando le immagini, andando a scavare nella cronaca delle città di Mariupol sul Mar Nero, sono drammatiche. I missili russi hanno tirato giù, quasi raso al suolo, la città, e l'operazione speciale, come ho voluto chiamarla in quella follia di autocelebrazione nello stadio di Mosca, con la Z, simbolo dell'invasione russa, con ragazzi osannanti, una super propaganda, interrotta poi da un guasto tecnico dove mentre parlava Putin in diretta, comparsi
dei balli tradizionali, quindi un qualcosa forse di un hacker o qualcosa che ha un po' rovinato la festa all'Orso di Mosca. Non voglio riprendere, perché sennò vi ho promesso che non voglio leggere, ma mi tocca mettere il focus su una manifestazione che si è tenuta ieri a Roma, la visione comune di Eli Schlein, vicepresidente della regione Emilia-Romagna, che ha sostenuto Stefano Bonaccini, attuale governatore. Piace molto al PD, piace non tanto, tantissimo Enrico Letta, e questa sbrodolata di 2 pagine nell'articolo di Daniela Preziosi, nota firma del Domani, vi fa capire queste giovani leve sprecate. Mi ricordo un po' la sardina Mattia Santori, che aveva chiesto, quando si candidò per ridere sindaco di Bologna l'anno scorso, di fare uno stadio per il frisbee. Quindi queste sono le visioni un po' Paolotte, un po' da Comunione e Liberazione, forse più che da Democratici, che vorrebbero vedere in una visione senza correnti un partito che è sempre stato lacerato dalle correnti, come il Partito Democratico, non solo da quando si chiama PD. Quindi se volete leggere, è un articolo un po' lungo, un po' anche un po' noioso, ma per carità tutto fa, proprio se avete voglia prima di pranzo, mentre noi andiamo sicuramente, ovvero con mano sicura, a passare il contropelo con la Shark. Per chi si fosse messo solo adesso in ascolto, come diceva Mai Buongiorno, eccole qua, scatoletta delle Shark Super Stainless. Come dicevo, lame che non mi hanno sorpreso, non hanno sfondato nel mio cestino dei giochi della domenica. Ecco, io saltello così, mai farlo, molti amici me l'hanno segnalato, e io continuo ad avere questo brutto vizio della nevrosi, perché in fondo, come vedete, con quello che accade, la mia rasatura ha rari accenni di tranquillità, ma è proprio una questione caratteriale. E come sentite, questo è Tiziano Ferro, dalla voce inconfondibile, che vuole fare un regalo, non ho capito a chi, che è l'Olly Radio Soft, all'alba delle 11:15 di domenica, via streaming, perché ovviamente queste radio sono ascoltabili in tutta una delle radio più ascoltate d'Europa. Marco Lolli ha fondato 15 anni fa o 16 anni fa questo progetto, infatti hanno spento le 15 candeline, quindi vale la pena anche con le vostre app, con i vostri telefonini, Android, iOS, qualunque tipo di device, vi permetterà di ascoltare, se vi piace, la programmazione di questa radio, credo nata in Emilia Romagna, ma non ne sono per niente sicuro. Quindi il secondo passaggio qua è da considerarsi terminato, e avviamoci al terzo, bagnando, non sciacquando ma bagnando, non troppo, perché abbiamo visto prima quanto troppa acqua con la problema Proraso rischia di diventare un allagamento, oltre che una minore copertura su una crema troppo annacquata. Qua ormai siamo alla fine, il terzo passaggio. Sulla lavagna non c'è nulla di peggio di quello che abbiamo visto. Lasciamo un piccolo spazio, perché purtroppo, per fortuna, oggi devo darvi lettura di qualche accenno dal panorama che questa settimana mi ha spinto a tirare fuori tipo 6 segnalibri, perché sono 6 articoli che non sono tutti sulla guerra, ma un paio di essi certamente sì. E mentre andiamo a preparare, così lasciamo che la pelle si predisponga al terzo ed ultimo passaggio della rasatura. Ma è sempre una meraviglia il fresco che dona la crema sul viso già rasato, perché il terzo passaggio è sicuramente accessorio ma assolutamente indispensabile per godere a fondo quella che è il rito identitario maschile della rasatura tradizionale. E a parte il viso di Putin, sarò breve, ecco qua, Putin dopo l'Ucraina, perché questo lo conoscete bene, ma è da vedere se saranno quelli che verranno dopo, anche dovessero questo in qualche maniera esautorarlo, per non usare termini un pochino meno divertenti, sono le facce da galera di quelli che potrebbero venire. Qua io faccio una veloce carrellata. Qui abbiamo il 66enne Sergei Kuzugetovic Soigu, politico fedelissimo di Putin, di etnia tuvana. Mai sentito l'etnia tuvana? Questa donna, che dimostra molti meno dei suoi anni, ne ha 72, si chiama Valentina Matvienko, capo del Consiglio della Federazione Russa. Con la sua firma ha permesso a Vladimir Putin di invadere l'Ucraina. Quindi
firma di una donna, Lavrov, 72 anni, ministro degli esteri, questo l'avete visto in tutte le salse, un altro dei candidati alla poltrona. Poi qua abbiamo Nikolai Platonovich Petrushkev, 70 anni, segretario del Consiglio di Sicurezza, già ex agente del KGB, ha scalato la gerarchia del potere. Per finire il 56enne Medvedev, vicepresidente del Consiglio di Sicurezza ed ex presidente della Russia. Benissimo, benissimo per niente, perché legato a queste immagini di guerra, di resistenza di Zelensky ci sono i gruppi della Brigata Internazionale, i mastini della resistenza. Kiev sta ampliando e ha portato quasi a 20.000, così dice il premier ucraino, di mercenari provenienti da oltreoceano. Moltissimi arrivano dal Canada, dall'Ontario, e qua c'è una di Fausto Biloslavo che scrive da Kiev, dove parla di decine di migliaia di stranieri ora in Ucraina per combattere contro russi, compresi gli italiani. Voi sapete, gli italiani vi danno 7.000 euro al mese se andate a combattere, anche se volete, nel famigerato battaglione Azov. Qua vediamo alcuni arrivati dal Canada, li vedete con le bandiere. Questo ha in mano una specie di cannone allucinante, armeria del reggimento, che conta 2.500 effettivi. L'unica limitazione che vi chiedono, anzi l'unica skill che vi chiedono, è di essere abili a maneggiare le armi, perché le armi stanno arrivando dall'Europa, l'hanno confermato, ma dovete essere capaci di tenerle in mano, se no a questa gente non gli servite a niente, anche perché come andate sul campo di battaglia vi sparano con un 7,62 qui e voi avete finito la vostra avventura in Ucraina. E salutando gli amici che vanno ad aiutare i profughi a rientrare in Italia, il gruppo dell'amico Emilio ha fatto 3 furgoni ed è partito giovedì alla volta della Kiev e sta rientrando oggi. Lo saluto con molta amicizia, come saluto anche Fulvio, come saluto Davide, come saluto Fabrizio, come saluto Alessandro, come saluto tutti gli amici che mi seguono con grande fedeltà. E non poteva mancare, ma non ve lo leggerò, questo ricordate Antonio Martino, figlio di liberale, un liberale liberista, iperatlantista, morto l'altra settimana, dove si parla della crisi degli ideali, perché sono stati tutti liberali, compreso Berlusconi, e ci sono stati anche dei liberali come Zanoni, come Croce, come Malagodi, come Renato Altissimo, qua non citato, segretario del PLI, che però oggi sono scomparsi. C'è bisogno di libertà, dice il nostro Marcello Veneziani sul Panorama di oggi, quindi nessuno che abbia voglia di svincolare il mondo dalla sudditanza di questi mondi globali che in una sorta di Yalta 2.0 si stanno di nuovo dividendo le sfere di influenza sul mondo. Quindi la libertà è in grandissima crisi e non esiste, come non è mai esistito, un vero partito liberale di massa, e questa è una grandissima cosa che andrebbe rimessa in attività, un grandissimo concetto di impegno politico, dove mai più, mai come oggi, è necessario avere il senso della libertà e saperne garantire i valori. Abbiamo dato una ultima passata prima di procedere al terzo passaggio. Andiamo con l'obliquo. Lama umida, vedete, strisce classiche Johnny and Mary, grande Lolly, Robert Palmer. Qua ecco, vedete le strisce del Fatih Gentile, testina molto umida. Giriamo, andiamo a passare senza esitazione, facendo una sorta di pulizia anche delle cellule morte del viso. Questo è uno dei meravigliosi effetti secondari della rasatura tradizionale, che vi ripulisce la pelle dalle cellule morte con un peeling compreso nel prezzo e con 10 centesimi di lama, un rasoio infinito e 4 centesimi di schiuma, forse voi avete una rasatura che vi porta a essere presenti nel mondo con la vostra identità, che potete poi firmare con un vostro aftershave usando sempre lo stesso oppure cambiandoli, perché anche lì un tempo si diceva che bisogna sempre usare lo stesso profumo, la stessa nuance, perché cambiare troppi profumi è segno di una poca stabilità. Quindi l'identità di un profumo deve essere per tutta la vita quella, niente di più falso. Io devo dire che ho usato per anni e non lo uso più, ma non perché non mi piaccia, ma perché non ho più avuto l'abitudine del Grey Flannel, Jeffrey Bean, profumo anche utilizzato da Kofi Annan, ex segretario generale delle Nazioni Unite, un prodotto di un'altissima qualità, che però è stato un po' soppiantato dagli aftershave che hanno forti, in quasi tutti i casi, tonalità di profumo, come era il caso del Victoria, usato l'altra settimana, che vedete ha una parte di fragranza oltre che di potere decongestionante della pelle,
e quindi anche per curiosità ci si è buttati su diversi tipi di tonalità. Quindi adesso pensiamo a come firmare la nostra barba di oggi, che si è conclusa. Io direi che le sciarche tutto sommato nella loro mezza innocenza, insomma, hanno lavorato bene. Intanto andiamo a mezza innocenza perché non sono lame così aggressive, vado a bagnare con acqua fredda per chiudere i pori. Scusate queste assenze del video che sono necessarie per mettere la testa vicino al lavandino. Andiamo a tamponare, mentre il resto della pazienza che vi chiederò nella giornata di oggi, anzi in questo tempo, che già oltre 25 minuti, vedo il timing della mia GoPro Hero 4, quindi niente di che, per una bella webcam, un po' più da action cam che da attempati rasatori con i capelli grigi come me, documenta quasi ogni domenica quello che succede nel mio bagno, nel bagno di casa. Quindi il resto del tempo ve lo vado a richiedere per terminare questa breve identificazione degli articoli, dai 6 articoli di oggi sul Panorama. Uno riguarda le vostre proprietà immobiliari, questo è Mario Draghi, catasto la stangata nascosta. Ora, chi ha seconde case si faccia il segno della croce, entro il 2025 saranno ricalcolati gli estimi catastali, soprattutto andranno alle stelle quelli di città come Milano più 123, Palermo più 163%, Roma 183, Trento 189, Venezia 154. Per i torinesi 19,1, che non è tanto, io sono torinese, insomma, sono venuto qui a vivere, ma ho una casa a Torino, insomma, quindi mi preoccupo comunque perché si tratta di chiaramente un aumento importante, quindi arriverà il Red Razionem, quindi voi ricordatevi che verranno anche presi in considerazione i livelli di qualità delle case nel calcolo degli estimi catastali, date anche dal valore della loro ristrutturazione. Quindi i soldi del bonus 110, facciata, finestre, che vi hanno regalato, voi avete assaltato il mercato delle occasioni per comprare case da mettere a posto, ve lo faranno ripagare perché vi aumenteranno la tassa sulla seconda casa. Quindi i soldi da un lato ve li danno, dall'altro ve li prendono, come sempre è successo. Quindi non per rovinarvi la domenica, ma per chi come me vive invece a 5 km dalle spiagge bianche di Rosignano Marittimo, questo è l'impianto belga della Solvay, che sversa 250.000 tonnellate di carbonato di soda nella spiaggia, che però tutti ritengono una spiaggia caraibica per il suo colore azzurro. In realtà il ministro Cingolani ha, con 5 anni d'anticipo, questo signore qua, il ministro della transazione ecologica, che vedete qua, regalata a questa signora, una franco-marocchina, direttore generale della Solvay, altri 12 anni di possibilità di sversare in mare 250.000 tonnellate di rifiuti che contengono anche metalli pesanti, contro i 60.000 tonnellate che sarebbero tollerate dalla legge, nel silenzio totale, nel commento lapidario di Legambiente Toscana, che ovviamente non ha nessun tipo di capacità politica di intervenire, ma soltanto di rilasciare dichiarazioni completamente inutili, salvo poi doversi lamentare. Per terminare questa carrellata di obrobri andiamo a parlare di pizza, più grande bene italiano. Mancava, dopo il Billionaire, dopo i locali, il Twiga, mancava l'elogio della pizza. Qua Flavione Briatore ha aperto una catena in diverse città, ovviamente le più importanti d'Italia, che si chiama Crazy Pizza, e non solo parla del valore della pizza, del fatto che la pizzeria deve diventare non soltanto dove il locale dove mangi la margherita e la mezza birra, ma puoi anche bere tignanelle e champagne, chiaramente per sviluppare i suoi affari più interessanti, e tirando le orecchie a Mario Draghi e parlando già di quella che è l'attesa ripresa dopo l'emorragia dei turisti russi che hanno già devastato tutte le coste toscane e della Costa Smeralda, scappando e licenziando migliaia di persone al loro servizio. Dice: all'estero gli amici mi chiedono in Italia cosa succede e non lo sa nessuno. Non capisco perché il nostro premier Mario Draghi non organizzi una conference call per spiegare meglio regole, perimetro sanitario e scadenze. In questo limbo si perdono solo prenotazioni. Nel turismo si può scegliere e nell'incertezza gli stranieri scelgono di andare altrove. Quindi dopo 2 anni di pandemia gli italiani continueranno a stare lontani dalle coste italiane per queste ragioni. Il suo ritorno in Formula 1, chiude l'articolo, ma non è per me di alcun interesse. Chiudendo la cronaca, abbiamo ancora un istante, anzi no, adesso abbiamo
in un momento in cui si parla di identità, si parla dato di taglie di pizza, qua andiamo, grazie agli americani che hanno prodotto questa bottiglia in plastica di acqua belva, 100 anni Ice Blue Classic, e questo non c'è niente, forse il Floyd ha una sua identità più forte, niente di più adatto a ricordare una barberia che oggi potrebbe essere nel Cilento, Stella Cilento, non so, mi viene in mente qualche paese dell'entroterra campano che si estende come un braccio verso la Puglia, dove ancora questo colore blu vi permetterà intanto di chiudere la vostra rasatura, i vostri pori con una gettata alcolica, senza ombra di dubbio, un contorno per portarvi a bere ancora un caffè prima di pranzo, oppure un aperitivo, 2 noccioline, e portandovi anche magari nel pomeriggio, nel caffè di metà pomeriggio, ancora una sorta di persistenza di italica cultura tradizionale della rasatura, e lasciamo spandere questo profumo che io non riesco a definire mentolato, non si può dire mentolato, io cercherò American Original Shave, se volete leggere, poi desumere voi, visto che non riesco a darvi l'idea, oltre un'immane e dirompente freschezza, di quali sono gli aspetti dei flavor di questo aftershave, e mentre lasciamo che l'aria, senza la forzatura dell'asciugamano, vada ad asciugare il viso, perché io ho bisogno di ancora un momento, e il grande protagonista di oggi è il regalo giunto ieri per la festa del papà. Ne avevo parlato 2 settimane fa, il Moro di Romagna, ricorderete questa grandissima scrittrice Elena Stancanelli, nata a Firenze nel 65, un anno prima di me, ha scritto questo libro meraviglioso, Il tuffatore, la passione di Raul Gardini, che si tuffava dal molo di Ravenna e che ha stregato Dina Ferruzzi, che poi è diventata sua moglie, che lo guardava tuffarsi da queste grandi altezze. Gardini, voi sapete la fine che ha fatto, ma io vi consiglio questo libro che mi ha regalato Micro, insieme alle meravigliose zeppole di San Giuseppe che Marisa ha amorevolmente cucinato per la mia festa, dedicandomi A Leap into the Unknown, un tuffo nell'inconscio, nell'inconsapevole, ma non è soltanto la storia di Gardini, dei Ferruzzi e dei grandi agricoltori industriali dell'Emilia Romagna, è un pezzo di storia d'Italia costruito benissimo, dove io ho già letto 80 pagine, questo me l'ha regalato ieri, e ci sono pezzi di storia dell'inflazione della Banca d'Italia, del divorzio di essa dal tesoro, dell'inflazione, della storia di come è morto suo cognato, suo suocero Serafino. Io non vi racconto niente per non rovinarvi la storia, vi dico solo andate a comprare Il tuffatore di Elena Stancanelli. E per chiudere, perché il foglio io lo compro il sabato perché vale anche per la domenica, che con 2,50 € passo 2 giorni di letture interessanti. Andiamo però sul frivolo, perché al di là della spettacolarizzazione della guerra, articoli interessanti del solito fondo di Claudio Cerasa, che in prima pagina, ecco questa era la prima pagina, Putin all'ultimo stadio, quindi come capite è il giornale che è uscito ieri, noi andiamo a leggere le incredibili vicende di questa signora texana, che ha 70 anni, e nel pezzo di Michele Masneri racconta di quello che sta facendo per vendere la casa in cui abita, un bosco nel centro della Roma più importante della dolce vita, che vende per $500 milioni, adesso hanno fatto lo sconto del 10 perché non riescono a venderla, e stiamo parlando esattamente, si chiama il Casino dell'Aurora. Ecco, questa casa, oltre che contenere essere una proprietà immensa di un valore come quello che vi ho detto, contiene l'unico dipinto di Caravaggio dipinto su un muro. Questi hanno un dipinto di Caravaggio in casa, se voi comprerete questa proprietà lo avrete voi. Questo è Niccolò Boncompagni Ludovisi, nato nel 41 e morto nel 2018, lei l'aveva sposato pochi anni fa, quindi ha avuto l'eredità in cambio, ex immobiliarista americana, si è trovata al suo principe, che è morto e passato per alcolizzato, conosceva 7 lingue, quindi era tutt'altro che un pirla, ma è stato spogliato vivo da questa gentildonna texana, e andate a leggere se avete pazienza, perché fa veramente parte di quello che è la dismissione del patrimonio italiano anche a questi livelli, dove loro hanno dichiarato: noi vogliamo ricavare qualcosa perché ci abbiamo investito un mare di soldi, mantenerlo costa un mare di soldi, quando avremmo potuto con la stessa cifra passeggiare a far niente in Costa Azzurra. Io mi domando perché non l'avete fatto, ma io vi saluto, vi auguro una buona giornata da Andrea e da Domenica. Che barba, ciao!